Dal comune di Favara presto arriverà un commissario ad acta. Il suo compito sarà quello di predisporre, nel caso che la giunta comunale non si adoperi in merito, lo schema di bilancio consuntivo del 2009, convocare il consiglio comunale e fissare in 30 giorni il termine di approvazione del documento contabile. In caso contrario sarà lo stesso commissario a varare la manovra finanziaria. La decisione di inviare i funzionari regionali a vigilare sugli enti locali è stata voluta da un provvedimento firmato dall'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica Caterina Chinnici. In totale sono 266 comuni e 7 le province che in Sicilia verranno commissionati per i bilanci. In provincia di Agrigento i commissari ad acta, oltre che a Favara, arriveranno anche in altri 28 comuni e più precisamente ad Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata ed ancora Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Grotte, Ioppolo, Giancazio, Lampedusa e Linosa, Menfi, Montevago, Palma di Montechiaro e ancora Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belice, San Buca di Sicilia e Sciacca. Per quanto riguarda le province, invece, le notifiche di commissariamento proposto dall'assessorato regionale della funzione pubblica non sono state recapitate solo a Siracusa e a Trapani. Per il resto, tutti gli enti provinciali riceveranno la visita dei funzionari, provincia di Agrigento compresa. Questo, ha dichiarato l'assessore Chinnici, è stato un provvedimento straordinario che non vuole essere assolutamente punitivo, ma che si è reso necessario ed urgente a causa del fatto che è trascorso oltre un mese dalla data di scadenza per l'approvazione fissata per il 30 di aprile.